L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson, capitolo 29, di nuovo la macchia nera. Il consiglio dei bucanieri durava da un po', quando uno di loro rientrò nel capanno e, ripetendo il medesimo saluto, che ai miei occhi suonò ironico, chiese in prestito per un momento la fiaccola. Silver acconsentì con un cenno del capo e l'emissario si ritirò di nuovo lasciandoci tutti e due al buio. Sta per cominciare un po' di maretta, Jim, disse Silver che aveva ormai adottato un tono molto amichevole e familiare. Mi avvicinai alla più vicina feritoia e guardai fuori. La brace del falò si era ormai consumata e mandava un bagliore così tenue e cupo che capii perché i cospiratori volessero una fiaccola. Erano raccolti in un gruppo all'incirca metà del pendio, tra il capanno e la palizzata. Uno reggeva la luce, un altro stava inginocchiato al centro del gruppo, con in mano un coltello aperto, la cui lama, catturando la luce della luna e della fiaccola, mandava riflessi di tanti colori diversi. Gli altri erano tutti chini in avanti, come se seguissero quello che stavo facendo. Riuscii appena a distinguere nelle sue mani, oltre al coltello, un libro, e ancora mi domandavo come una cosa di così incongruo valore fosse finito in loro possesso, quando la figura inginocchiata si rialzò in piedi e l'intero gruppo cominciò a muoversi verso il capanno. Ecco che arrivano, dissi e tornai alla mia posizione di prima perché mi sembrava poco dignitoso farmi trovare intento a spiarli. Bene, lascia che vengano, ragazzo mio, lascia che vengano, disse Silver allegramente. Mi è rimasta un'ultima cartuccia. Si spalancò la porta e i cinque si fermarono raggruppati appena oltre la soglia, spingendo avanti uno di loro. In qualsiasi altro momento, il solo vederlo avanzare così lentamente, esitando ad ogni passo, ma tenendo dritta davanti a sé, la destra serrata a pugno, avrebbe avuto un che di comico. Vieni avanti, ragazzo, gridò Silver. Non ti mangiamo mica? Dai qua, marinaio d'acqua dolce. Conosco le regole, sai? Non farò del male a un messaggero. Rassicurato, il bucaniere fece gli ultimi passi più celermente e, dopo aver infilato qualcosa in mano a Silver, sgattaiolò ancora più velocemente dai suoi compagni. Il cuoco gettò un'occhiata a quello che gli avevano dato. La macchia nera, ci avrei giurato, disse. E dove avete preso la carta? Ma guarda, guarda, questo non porta bene. Avete preso e tagliato questo da una Bibbia? Chi è stato il fesso che ha tagliato una Bibbia? Ah, avete visto, disse Morgan. Ecco qua, che v'avevo detto. Non ve ne verrà niente di buono, ve l'avevo detto. Beh, tra tutti quanti ve la siete proprio cercata, continuò Silver. Penso proprio che finirete tutti impiccati. Quale terraiolo fessacchiotto aveva una Bibbia? Ce l'aveva Dick, disse uno. Dick? Allora Dick può cominciare a raccomandarsi l'anima, disse Silver. La sua fortuna se l'è bella che giocata, Dick. Potete scommetterci. A questo punto però il ragazzo alto con gli occhi gialli lo interruppe. Basta con queste chiacchiere, John Silver, disse. Questa ciurma, riunita in un regolare consiglio, ti ha dato la macchia nera, come era suo dovere fare. Tu adesso rivoltalo, come è tuo dovere fare, e vedi cosa c'è scritto, poi potrai parlare. Grazie, George, ribatté il cuoco. Tu vai sempre al sodo, George, e conosci a memoria le regole. Mi fa piacere vedere. Va bene, di che si tratta? Ah, de posto? È così, non è vero? Scritto molto bene, pure. Sembra stampato, giuro. E la tua calligrafia, George? Insomma, cominci a comandare in questa ciurma. Sarai tu il prossimo capitano, immagino. Fammi il piacere di allungarmi quella torcia, per favore. Questa pippa non tira. Ora basta, disse George. Hai finito di prendere in giro questa ciurma? A sentire te sei un gran spiritoso, ma per te è finita e magari potresti scendere da quel barile e votare anche tu. Mi sembra che avessi detto di conoscere le regole, replicò spezzante Silver. E comunque, se non le conosci tu, le conosco io. Io aspetto qui e sono ancora il vostro capitano, badate. Finché non avrete sputato le vostre lamentele e io vi avrò risposto, fino a quel momento la vostra macchia nera non varrà una cicca. Dopo si vedrà. Ehi, ribatté George, non farti illusioni. Noi siamo tutti d'accordo, stanne certo. Primo, hai mandato a rotoli questo viaggio, ci vuole una bella faccia tosta per dire il contrario. Secondo, hai lasciato uscire il nemico da questa trappola in cambio di niente. Perché volevano uscire? Io non lo so, ma è abbastanza chiaro che loro lo volevano. Terzo, non ci hai permesso di assalirli durante la marcia. Ah, ti abbiamo capito, John Silver. Vuoi tenere il piede in due staffe, ecco qual è il tuo difetto. E poi, quarto, c'è questo ragazzo.
Tutto qui? Domandò Silv con molta calma. Basta e avanza, ribatté George. Finiremo appesi a una forca ad essiccare al sole per colpa dei tuoi sbagli. Va bene, state a sentire. Risponderò a tutti e quattro questi punti, uno per uno. Ho mandato a rotoli questo viaggio? È così? Va bene. Voi tutti sapete quello che volevo, e voi tutti sapete che, se si fosse fatto come volevo, stanotte ce ne saremmo belli e tranquilli a bordo dell'Espagnola. Tutti vivi dal primo all'ultimo, in salute a rimpizzarci di quei bei budini con l'uvetta e nella stiva, tuoni e fulmini, il tesoro. Allora, chi è che mi ha dato addosso? Chi ha forzato la mano a me, che ero il capitano di diritto? Chi mi ha dato la macchia nera il giorno in cui siamo sbarcati e sono cominciate le danze? Proprio una gran bella danza, su questo sono d'accordo con voi. Assomiglia tanto alla piva che ballavamo appese a una corda a Londra sul molo delle esecuzioni. Ma chi è stato? Te lo dico io chi sono. Anderson e Hans. E tu, George Merry. E tu sei l'ultimo ancora in vita in quella ciurma di messatori. E hai la dannata insolenza di prendere e proporti come capitano al posto mio? Tu che ci hai fatto andare a fondo tutti quanti. Santi nomi, questa veramente le batte tutte. Sir fece una pausa. Dalla faccia di George e i suoi ex compari vidi che quelle parole non erano state dette invano. E questo, per quanto riguarda il primo punto, esclamò l'accusato, asciugandosi il sudore sulla fronte perché aveva parlato con una tale veemenza da far tremare la casa. Ve lo giuro, io sono stufo di parlarvi. Non avete né sale in zucca né memoria. Chissà dove saranno adesso le vostre madri che vi hanno lasciato andare per mare. Il mare, gentiluomini di Ventura. Come lavoro avreste dovuto fare i sarti. Vai avanti, John, disse Morgan. Rispondi agli altri 3 punti. Ah, gli altri, ribatté John. Un bel mucchietto, eh? Voi dite che questo viaggio è andato a rotoli? Ah, perbacco, se solo poteste rendervi conto di quanto è andato a rotoli, allora vedreste. Siamo così prossimi al petipolo che mi sta venendo il torcicollo solo a pensarci. Li avrete visti, no? Appesi in catene, con tutti quegli uccelli intorno e i marinai che li indicavano quando gli passavano davanti scendendo con la marea. E quello là chi è? Domandò uno. Quello là? È John Silver. Lo conosco benissimo, disse l'altro, e mentre proseguì verso la boa successiva, puoi sentire il rumore delle catene. Ecco, noi siamo quasi a quel punto. Ogni figlio di mamma che è qui grazie a lui, a Hans e Henderson e tutti gli altri fessi guastafeste che ci sono tra voi. E volete sapere del numero 4? Di quel ragazzo, eh? Mi venisse un colpo. Non è un ostaggio? Vogliamo forse sprecare un ostaggio? No, non noi. Chi ci dice che sia proprio lui la nostra ultima carta? Uccidere quel ragazzo? Non io, compari. E il numero 3? Quanto ci sarebbe da dire sul numero 3? Per voi non significa nulla avere un dottore con tutti i crismi che vi viene a trovare ogni giorno. Tu, John, che hai la testa rotta, o tu, George Merry, che nemmeno 6 ore fa hai avuto un attacco di febbre malarica e in questo momento hai degli occhi che sembrano scorze di limone. E magari non sapete nemmeno che sta per arrivare una nave di conserva? Ma è così, e non ci manca tanto. E quando arriva lo vedremo tutti chi sarà contento di avere un ostaggio. E per quanto riguarda il numero 2, sul perché ho fatto uno scambio, beh, siete stati voi a venire da me strisciando in ginocchio perché lo facessi. In ginocchio siete venuti, eravate così scoraggiati, sareste morti di fame se non l'avessi fatto. Ma questo non ha importanza, guardate qua, ecco perché l'ho fatto. E gettò in terra un foglio che riconobbi all'istante, niente meno che la mappa ingiallita con 3 croci rosse che avevo trovato nella tela incerata sul fondo della cassa del capitano. Perché il dottore gliel'avesse data, non riuscivo proprio ad immaginarlo. Se per me era inspiegabile, gli ammutinati rimasti, la comparsa della carta aveva persino dell'incredibile. Vi si gettarono sopra come gatti su un topo. Se la strappavano l'un l'altro, facendola passare di mano in mano, e dal modo in cui se la studiavano, imprecavano e ridevano come bambini, si sarebbe detto che non solo avessero in mano l'oro, ma che questo fosse già addirittura con l'oro in mare, al sicuro. Sì, disse uno. Questo è Clint, sicuro, JF, e sotto il ghirigorio di una volta doppia. Faceva sempre così. Benissimo, disse George. Ma come facciamo a portarcelo via senza nemmeno una nave? Silver balzò di scatto in piedi, appoggiandosi con una mano alla parete. Gridò.
Ti avverto, George, un'altra delle tue insolenze e ti sfido a batterti. Come fare? E io che ne so, dovresti dirmelo tu. Tu e gli altri, che vi siete voluti mettere in mezzo e mi avete fatto perdere la mia goletta. Possiate bruciare in eterno. Ma no, tu non me lo sai dire, e che nemmeno hai l'intelligenza di un bagarozzo. Puoi parlare ben educato, puoi, George Merry. E lo farai, ci puoi scommettere. Mi sembra giusto, disse Morgan, il vecchio. Giusto? Vorrei ben dire, disse il cuoco. Lui ha preso la nave, io ho trovato il tesoro. Chi è il migliore dei due, allora? E ora, tuoni e fulmini, mi dimetto. Ora eleggete chi vi pare come vostro capitano. Io non voglio saperne più nulla. Silver! Gridavano. Viva Barbacù! Barbacù capitano! Ah, questa è la solfa? Esclamò il cuoco. George, temo che dovrei aspettare un'altra occasione, amico mio. E ti dice bene che non sono un vendicativo, ma sono fatto così. E ora, compari, questa macchia nera non vale più un granché, non è vero? E così è andato a finire che Dick si è giocato la fortuna e ha rovinato la sua Bibbia. E tutto questo per niente. Se lo bacio il libro servirà a qualcosa? Bofanchiò Dick, e chiaramente non si dava pace per la maledizione che si era attirato sul corpo. Una Bibbia a cui manca un pezzo, ribatté Silv, beffardo. Ora vale meno di un libro di ballate. Ah no, eh? Esclamò Dick, stranamente sollevato. Beh, mi sa che anche quello non è da buttar via. Tieni, Jim, ecco un cimelio per te, disse Silv, e mi lanciò un foglietto. Era rotondo, grande circa come un pezzo da una corona. Un lato era bianco, doveva essere stata l'ultima pagina, l'altro conteneva 1 o 2 versetti dell'Apocalisse e tra le altre quelle parole che mi toccavano profondamente l'animo. Fuori sono i cani e gli assassini. Il lato stampato era stato annerito con della cenere che stava già venendo via. Sporcandomi le dita, sul lato bianco era stato scritto con lo stesso materiale un'unica parola: deposto. Ho qui con me questo cimelio in questo momento, ma non è rimasta una singola traccia di scrittura al di là di questo unico graffio, fatto come da un'unghia. Per quella notte fu tutto. Dopo un giro di brindisi ci mettemmo tutti a dormire e l'unica vendetta che prese Silv fu di mettere George Merry di sentinella e minacciarlo di morte se non avesse fatto bene il suo dovere. Mi ci volle un po' per prendere sonno e Dio se lo sa se avevo abbastanza cose a cui pensare. Con l'uomo che avevo ucciso quel pomeriggio, la mia posizione delicatissima e soprattutto l'ammirabile partita in cui era impegnato Silv, con una mano tenere insieme gli ammutinati e con l'altra afferrarsi ad ogni pezzo, possibile e impossibile per cavarsela e salvare la sua miserevole vita. Lui, da parte sua, dormiva pacifico, russando rumorosamente. Per quanto malvagio fosse il cuor mio, mi dolevo per lui al pensiero degli oscuri pericoli che lo circondavano e dell'infame petibolo che lo attendeva.